Serenissimo. Remo Sernagiotto, l'ex assessore regionale al sociale, non sembra scalfito dalla vicenda che è appena approdata in tribunale. Il capo della Procura di Treviso ha infatti aperto un fascicolo sul finanziamento regionale erogato alla cooperativa Cade la Robinia. In corso è la verifica dei possibili reati commessi. Ci si chiede perché non sia ancora partito il progetto di fattoria didattica che dovrebbe permettere il reinserimento di disabili nel mondo del lavoro e che è già stato finanziato. L'unica cosa certa è il fallimento della sua incapacità rispetto al business plan e al progetto presentato. E stiamo valutando quante persone lei ha incontrato del settore, come si è comportata. La presidente della cooperativa accusa di essere stata lasciata sola dall'ex assessore nella gestione della cooperativa. Io ero un assessore, io non potevo seguire, non potevo fare il consulente delle onlus, delle associazioni, delle cooperative. Dimostra la mia grande buona fede. Ma da lui invitata a percepire il finanziamento. Allora venivano da me per chiedermi qual era lo strumento migliore per fare un'attività sociale e io dicevo a tutti, onlus, cooperative, associazioni, e dopo ognuno sceglieva. Il fascicolo sul recupero dell'ex Disco Palace al momento è privo di indagati, ma le indagini sono partite e il deputato europeo ha intanto incontrato il suo avvocato. Per incaricarlo di querelare tutti quelli che dicono delle cose senza le minime prove.